Oggi si presenta il piano di investimenti per il distretto sociosanitario del Medio Friuli. Direttore generale dell'ASUFC Denis Caporale, in cosa consiste? È stato un importante piano degli investimenti che riguarda questa parte del territorio di Asufs, in particolar modo si tratta del distretto di Udine e dell'ospedale Santa Maria, un piano di investimenti che poi vedremo nelle cifre, naturalmente importante, che impegna l'azienda, che impegna naturalmente tutta quanta la struttura dell'azienda, ma sicuramente sarà una risposta che questo territorio si aspetta da anni e quindi in qualche maniera pensiamo di portare a termine entro pochi anni. Parliamo di immobili, di tecnologie e di nuovi posti letto? Sì, parliamo appunto di immobili, in particolar modo anche di funzioni già all'interno di alcune strutture che cambieranno denominazione e anche naturalmente funzione. Parliamo della centrale operativa territoriale presente presso il distretto di Udine, parliamo della casa della comunità, parliamo naturalmente di strumentazioni nuove per le presidi di Santa Maria e parliamo naturalmente anche del nuovo Santa Maria di Udine.